Ancora qualche giorno e Nuoro tornerà a risuonare per la 35esima volta delle note di Nuoro Jazz, un appuntamento organizzato dall'Ente Musicale di Nuoro che è ormai tradizione, che dal 23 agosto al 1 settembre porterà nel capoluogo barbaricino, unica eccezione il concerto finale a Onify, un calendario di concerti, seminari per giovani musicisti e eventi collaterali tra i più prestigiosi dell'isola, e per il quarto anno consecutivo la direzione artistica è affidata al contrabbassista Salvatore Maltana. Salvatore Maltana è un ex allievo che è arrivato a diventare direttore artistico dei seminari. Sono 17 concerti, 16 a Nuoro per 10 giorni. Direi i principali appuntamenti sono la prima europea del concerto per contrabbasso di Larry Grenadier, che è un importante musicista statunitense, i concerti con Rosenwinkel, i concerti di David Lynx, e poi il meglio del jazz italiano e anche del jazz sardo, col piacere di avere fra gli artisti molti ex allievi dei seminari che nel corso di questi 35 anni hanno avviato una carriera importante. Tanti luoghi che accoglieranno gli eventi, dal giardino della Biblioteca Satta a quello del Museo Archeologico, da Spazio Ilisso a Casa Ruiu e poi il MAN. Un legame è quello tra il jazz e Nuoro, tra il jazz e la Sardegna, che si rinnova da decenni, rendendo l'isola una delle culle più prolifiche del genere in Europa. Dal punto di vista della concentrazione di festival, la Sardegna credo che sia quasi un unico in Italia, ma forse anche in Europa. E il nostro seminario, quest'anno abbiamo quasi il record, oltre quasi 130 iscritti che arrivano da tutta Europa, e dopo quello di Siena è il più antico in Italia e di uno dei più importanti in Italia e in Europa.